È qui che è cominciato, Sì, per quella cima lassù, il Cellon. per un ordine ottuso, insensato, per colpa di una guerra che qui in pochi volevano. Quella è una storia che andrebbe davvero raccontata. Il 24 maggio del 1915 si apre un fronte aspro e tormentato dalla Lombardia all'Adriatico. Uno dei punti chiave è il passo di Monte Croce Carnico, o Plöchen Pass, alla testata della Valle del But, punto di accesso dalla Carinzia al Friuli e viceversa. Zo, hast du gehört? Es ist Krieg umgegangen. Wer passt denn bis jetzt weiter, Verkehr? Oh, sie werden nicht mehr müssen noch hier zusammen schießen gegen meinen Schwiegersohn. An beide. Basta nicht, dass meine Tochter an der Maut heirat. Parlavi? Sì. Che lingua? Italiano? O crucco? Io so solo quelle lì. E allora ha ragione il capitano, sei proprio un austriacate! È in questo contesto che maturano le fucilazioni di Cercivento. A dominare il valico, impedendo qualsiasi sfondamento, sono da una parte il Pal Grande e il Pal Piccolo, dall'altra il monte Cellon, o creta di collinetta, 2000 metri e una cima doppia, quella sud-est in mano agli austriaci, quella nord-ovest tenuta dagli italiani. Il 23 giugno del 1916 a 2 plotoni del battaglione Monte Arvenis arriva l'ordine di attaccare le postazioni nemiche. Significa andare all'assalto su un terreno in ripida salita, completamente scoperto, in pieno giorno e senza copertura di artiglieria. Era un ordine suicida. Con tutto il rispetto, signor capitano, lei la cima non l'ha vista. Di giorno e senza l'artiglieria non si può. Aspettiamo la notte. State zitto, vi conosco a voi. Voi siete mezzi crucchi, non avete voglia di combattere. I ragazzi del battaglione Monte Arvenis non si rifiutano di andare all'assalto, ma chiedono di poterlo fare scegliendo circostanze più favorevoli. Protestano dentro una baracca e alla fine non ubbidiscono. E allora bisogna dare un segnale forte, un segnale terribile. Gli alpini devono avere più paura del piombo italiano che di quello nemico. In valle si è sempre parlato di decimazione e con ragione. Gli alpini si rifiutano di uscire dalla baracca per andare all'attacco, ma quelli tra loro che poi saranno fucilati non sono i capi della rivolta, ma servono 4 agenti principali della rivolta per far scattare la pena di morte. Hanno preparato tutto a Cercivento, trasformando l'albergo Monte Tenca in un carcere e requisendo la chiesa per allestire il tribunale di guerra. La sentenza viene emessa alle 3 del mattino. 180 anni di carcere e 4 pene capitali. Li hanno infangati ingiustamente con l'accusa di essere dei rivoltosi. Mio zio Silvio Gaetano Ortis è stato decorato 2 volte. Dico che questi fatti sono una macchia sulla nostra storia nazionale. Caricate! Puntate! Fuoco!